Ancora in calo la curva dell'epidemia, aumentano i guariti e scende il numero dei ricoveri nelle terapie intensive, quasi 31.000 il totale delle vittime. Giuseppe Rizzo. Il quadro è quello di un progressivo miglioramento di una curva che, seppur con piccole oscillazioni, continua a scendere. In un giorno si contano 2.452 persone guarite, stabile l'aumento delle vittime, più 172, quasi 31.000 in totale. In tutto i malati sono 81.266, 1.222 in meno rispetto a ieri, la stragrande maggioranza è senza sintomi o con sintomi lievi. I nuovi casi di oggi sono quasi il doppio rispetto a ieri, ma il dato fornito dalla Lombardia riguarda anche le scorse settimane e si fanno anche più tamponi. In Europa nessun paese ne fa così tanti per numero di abitanti come l'Italia. Fino a oggi ne sono stati distribuiti ai laboratori 4 milioni e 100.000 e altri 5 milioni sono in arrivo. Continua a migliorare la situazione nelle terapie intensive, con ricoveri che si mantengono sotto quota 1000 e con una disponibilità sempre maggiore di attrezzature. 4.403 i ventilatori acquistati da marzo a oggi, una scorta di oltre 4 volte superiore rispetto al numero dei pazienti che ne hanno bisogno. Lo sforzo ora si concentra sui reagenti chimici necessari per esaminare i tamponi e ottenere il responso sull'eventuale positività al coronavirus. La produzione italiana è limitata e di ieri una nuova gara per acquistarne un numero sufficiente.